Buongiorno, buongiorno dalla redazione di Focus TG. Andiamo subito a Villafranca Padovana, dove c'è stata una violenta esplosione. Un 76enne pare abbia avvicinato una sigaretta a una bombola di gas dopo averla aperta ed è morto. Ci sono feriti, diversi evacuati. Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, da Villafranca Padovana. Alle mie spalle lo stabile danneggiato dalla violenta esplosione che è avvenuta ieri sera dopo le 10, intorno alle 10:30. Sotto le macerie il corpo senza vita di un 76enne, Johan Toma. I carabinieri sul posto hanno cercato di ricostruire quanto è accaduto. Sembra che l'uomo abbia aperto, secondo una prima ricostruzione, la bombola del gas, una bombola del gas da 25 kg, e poi abbia avvicinato un accendino e poi appunto c'è stata questa violenta esplosione che ha danneggiato lo stabile. Sono rimasti leggermente feriti la figlia e il nipote, che hanno cercato di salvare il 76enne, ma era già completamente avvolto dalle fiamme. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il nipote e la figlia hanno cercato di aprire la porta della cucina dove si trovava all'interno il 75enne, ma quando sono entrati con l'accendino, appunto, l'uomo ha acceso l'accendino e l'aria già satura di gas ha fatto esplodere la casa. Lo stabile ha riportato tantissimi danni, è stato completamente evacuato anche grazie all'intervento proprio della figlia del 76enne e del nipote, che hanno avvertito gli altri condomini di uscire, e si sono tutti riversati in strada. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Ora lo stabile è sotto sequestro, è dichiarato inagibile. Ci sono danni anche nei negozi sottostanti il condominio. Cosa sia accaduto, che cosa abbia provocato questa esplosione, fatto scattare nell'anziano questa volontà, ancora è sconosciuto. Ai nostri microfoni ci ha raccontato cosa è accaduto e anche chi era il 76enne, il nipote che abbiamo incontrato questa mattina. Sentite le sue parole. Marian, tu ieri sera hai visto proprio il momento in cui il nonno aveva l'acceso. Cosa è successo? Praticamente io ero in casa e ho sentito dei rumori strani, e andando a chiedergli cosa sta succedendo mi ha detto solo di andarmene, che non c'era niente, e io sono uscito qua in strada coi cani per vedere cosa stesse succedendo, e da fuori non si vedeva niente. In quel momento ho chiamato mia mamma per avvisarla che c'era qualcosa di strano, e lei, tornando dal lavoro, siamo entrati tutti e due, e entrando ho sentito questo forte odore di gas, e nella precipitazione ho sbattuto contro la porta per aprirla, e nel momento esatto in cui io ho aperto la porta, mio nonno, guardando me e mia mamma, ha fatto esplodere questa fuga di gas praticamente della bombola, che ha devastato la casa. Tu eri proprio in casa, nella stessa... Sì, ero praticamente davanti alla bombola, mi sono trovato tutte le fiamme davanti perché stavo provando a prendere l'accendino davanti per non fargli prendere fuoco, e mi ha preso tutto il fuoco in faccia, e io da là non ci ho più visto. Ho detto mamma esci, ho preso mia mamma che si era ferita alla testa e l'ho portata fuori, poi sono rientrato per prendere i 2 cagnolini. Senti, il vostro pensiero è stato anche mettere al sicuro tutte le persone che abitavano? Sì, no, ho avvisato tutti, avevo citofonato, ho andato a bussare per dire di uscire e tutto, ho subito anche chiamato l'ambulanza e anche il vigile del fuoco per venire a spegnere, a sistemare comunque questo casino. Il nonno non c'è stato niente da fare? Il nonno era avvolto dalle fiamme, anche perché nel momento in cui si è accesa, dopo era solo fiamme e non c'era più niente da fare, anche perché rientrarla dentro era un suicidio praticamente. Il nonno era una figura importante. Mio nonno mi ha cresciuto da quando ero piccolo, mi ha portato qua in Italia, mi ha curato perché avevo l'asma, e i dottori hanno detto che l'Italia ha un'aria molto più pulita. Mi ha portato su in montagna, mi portava tra gli ospedali, avevo solo 2 anni e lui mi portava sempre in braccio, mi ha fatto praticamente da padre. Poi sempre crescendo mi è stato vicino, non mi ha fatto mancare niente, come se fosse veramente mio padre. E non si capisce, era tutto normale? Era tutto normale, ero tornato da lavoro, ci avevo anche parlato, era andato al supermercato, mi aveva preso delle cose per me e tutto, mi aveva detto com'è andata, mi ha raccontato un po' la sua giornata. Mi sono messo in camera a guardare un film con una pizza e ho sentito questo baccano, e lui ha iniziato a sembrare strano, e da là si è degenerato tutto. Avete
Avete sentito il dolore di questo ragazzo di appena 21 anni che ha fatto il possibile per salvare il nonno e mettere anche al sicuro tutti i condomini. La vittima è Johan Toma, 76enne di origine romena, in vista il paese lo conoscevano un po' tutti, una persona molto tranquilla e riservata che era in Italia già da molti anni insieme appunto alla figlia e al nipote, quindi cosa sia passato per la testa ancora non si sa e forse non si saprà. Certo che resta il dolore di questa famiglia, leggermente ferita appunto anche la figlia, l'avete sentito dal racconto del nipote. Sono stati tutti messi in salvo gli altri condomini, che però sono stati evacuati perché appunto, come dicevamo, lo stabile è stato dichiarato inagibile e posto sotto sequestro. Abbiamo sentito anche il sindaco di Villafranca, Luciano Salvò, che ha già detto che sono stati trovati degli alloggi temporanei per le famiglie che appunto non possono fare rientro nelle proprie abitazioni. Io vi lascio con la testimonianza del sindaco di Villafranca e anche del parroco, perché l'abitazione appunto coinvolta dall'esplosione si trova proprio davanti al comune e di fianco la chiesa di Villafranca Padovana. Da Villafranca Padovana è tutto, linea allo studio. Siamo usciti, abbiamo visto il movimento qui e grida. Il primo pensiero era un incidente, perché è un incrocio pericoloso questo. E poi spostandoci abbiamo visto le fiamme e tutto. E in quel momento sono arrivati i vigili del fuoco. Mi dispiace molto per questo fatto, una famiglia che con grandi sacrifici sta tentando di integrarsi, di impegnarsi. Ecco, quindi siamo vicini come comunità cristiana, siamo vicini a questo momento di sofferenza, anche il ricordo dell'anziano papà. La palazzina è stata dichiarata inagibile, sembra sia possibile recuperare invece uno degli appartamenti, ma lo sapremo nel pomeriggio sera, per cui probabilmente questo darà risposta all'oggettiva a una delle famiglie. Gli altri due ovviamente sono semidistrutti, per cui non potranno essere recuperati. Questa notte dove hanno dormito le famiglie? Abbiamo attivato la rete della solidarietà comunale, abbiamo trovato 2 famiglie che hanno ospitato 2 famiglie delle 3 coinvolte e un'altra l'abbiamo collocata in un B&B. Per quanto riguarda la famiglia della vittima, insomma, la casa ha subito molti danni e ci dicevano appunto anche loro stanno cercando adesso una sistemazione più duratura, vista insomma l'entità dei danni che ha subito la casa. Sì, sono 2 per la verità le famiglie che devono trovare una sistemazione duratura, perché sono compromessi tutti e 2 gli appartamenti, sia quello che è stato direttamente coinvolto che quello superiore. Per quanto riguarda la famiglia della vittima, lei conosceva, era una famiglia seguita in qualche modo, o comunque insomma, visto che abitavano proprio davanti al comune, lei aveva mai visto il signore? Il signore si passeggiava con il suo cane normalmente qui per le strade del centro, per le piazze del centro, frequentava il bar qui vicino, non ha mai dato segni particolari su cui preoccuparsi, una famiglia normalissima. Ora avete sentito tutti i particolari, grazie a Valentina Visentin per la parte tecnica, ad Andrea Benetti. Ci sono state altre 2 rapine clamorose, una in pieno centro a Treviso, una 15enne con passamontagna ha rapinato un 17enne, poi una rapina, andremo in diretta sia a Treviso dove è successo, dove il 15enne ha rapinato il 17enne, poi andremo anche in diretta a Mestre dove c'è stata un'altra violenta rapina in via Piave. Ma adesso rivediamo quanto è successo ieri a Lancenigo. La cosiddetta banda dei market ha colpito ancora, pistola puntata contro il titolare del negozio, ore, momenti di vera paura mentre i banditi arraffavano quel che c'era nella cassa. Vediamo. Sono attimi infernali, disperati, quelli che le telecamere del mini market dal via Varol registrano alle 19:52. Siamo in via Trento, nel centro di Villorba. Silvia Stellon e il marito Fabrizio Tiengo sono alle prese con le pulizie di fine giornata quando 2 uomini a volto coperto fanno irruzione nel locale entrando dalla porta laterale che dà sul bancone. Sono armati, uno con sé ha una pistola, l'altro un taser. E entrano dicendo calmi, tranquilli. Attraversano la pedana, o forse solo uno, comunque si recano tutti e 2 verso di qua. Mio marito era là sull'angolo,
e lo prendono un po' di mira lui e me lasciano un po' in disparte e cominciano a dire che vogliono la cassa. Volevano le chiavi della cassa e puntandomi la pistola alla tempia. In quel momento volevo anche reagire, dite la verità, però c'era sempre lei come ostaggio, non mi sono sentito di reagire. Anche lei le hanno puntato la pistola anche lei e dopo le hanno intimato col taser. Taser che a sua volta poteva rivelarsi pericolosissimo. Tengo a alcune problematiche cardiache. Avendo i miei problemi, se mi imputavano il taser addosso ci resto secco. Poi sono agitati dopo, perché dopo hanno cominciato ad alzare la voce e essere irruenti, essere cattivi, diciamo, se vogliamo dire. I delinquenti asportano la cassa con i soldi, circa 700 euro, il cellulare del titolare e le chiavi del furgoncino da lavoro con cui si danno alla fuga. Neanche un minuto, una cosa velocissima, volevano fare tutto veloce, cercavano di essere rapidi. Il furgone aziendale viene trovato già in serata a Macerata. I ladri erano arrivati in via Trento a bordo di una Fiat Panda bianca risultata rubata a Campo San Piero il 6 gennaio. Devi riaprire perché devi riaprire. La paura, adesso vediamo un attimino da mettere altre telecamere fuori. E un quindicenne travisato con un passamontagna ha rapinato un 17enne in pieno centro a Treviso. Andiamo subito in diretta da Cristian Darboit. A te, Cristian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica e che adesso ti mostra la fermata dell'autobus che ieri sera è stata teatro della rapina che hai ben sintetizzato alle 19:15 per l'esattezza. Siamo in piazza Pio X nel cuore di Treviso, a pochi passi dal Duomo e a pochi passi davvero qualche decina di metri in linea d'aria da via Castel Menardo, che è stata teatro dell'aggressione brutale a Francesco Favaretto, il 22enne morto dopo diversi giorni di agonia il 23 di dicembre, l'antivigilia di Natale. Una Treviso senza pace sul fronte della violenza giovanile. Ieri sera questo episodio che sconcerta per le modalità, perché parliamo per l'appunto di un quindicenne travisato che ha agito con due complici. Qui con me lo saluto e lo ringrazio il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Treviso, che stanno indagando senza sosta su tutti gli episodi che si stanno registrando nella Marca trevigiana. Poco fa avete visto il servizio sulla rapina di Villorba, però appunto i fronti sono molteplici. Questo è l'ultimo fronte, questo quindicenne che in questo momento si trova in permanenza domiciliare. Non si parla di arresti domiciliari perché è un minorenne, ma di permanenza. Tenente colonnello, cos'è successo ieri sera? Beh, intanto buongiorno a tutti. Sì, ieri sera siamo intervenuti intorno alle 7:15 qui in piazza Pio X per una richiesta di un giovane, una vittima di 17 anni che appunto lamentava di essere stato vittima di una rapina. Gli autori venivano descritti come 3 giovanissimi travisati con uno scaldacollo sostanzialmente, che sotto la minaccia appunto di fargli del male lo hanno strattonato e gli hanno portato via gli AirPod e una sigaretta elettronica. Lo hanno preso proprio per il bavero? Sì, lo hanno proprio preso per il bavero, lo hanno strattonato e a seguito
seguito appunto di questa violenza gli hanno portato via i dispositivi auricolari che il ragazzo fortunatamente è riuscito a individuare attraverso un'applicazione che aveva sul suo iPhone, e quindi l'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di fermare il soggetto che in quel momento aveva gli AirPod, e la sigaretta elettronica, a seguito di perquisizione, è stata rinvenuta dalla refurtiva e è stata restituita all'avente diritto. Parliamo di refurtiva per un valore di 300 euro, la tecnologia in questo caso ha aiutato e anche l'intervento tempestivo dei carabinieri. Va detto che questo quindicenne, ahimè ai noi, è già noto alle cronache, ha anche una famiglia un po' complessa alle spalle. Parliamo di un italiano, tra l'altro di seconda generazione, questo è un dettaglio che possiamo aggiungere. Senta, comandante, adesso come procederete? State identificando o siete in corso di identificazione degli altri soggetti? Beh sì, chiaramente le indagini proseguono per vedere se riusciamo a individuare i complici. Il ragazzo si trova, come lei ha detto giustamente, in permanenza domiciliare, quindi è in attesa dell'udienza di convalida da parte della Procura dei minori. Sono sempre vicende molto delicate queste da affrontare. Sì, chiaramente quando si parla di minori c'è sicuramente una maggiore tutela, giustamente anche da parte dell'autorità giudiziaria. Sono provvedimenti che sono in qualche modo attenuati rispetto alla procura ordinaria, perché hanno necessità di rivolgersi a persone che quantomeno in generale sono sicuramente più vulnerabili rispetto agli adulti. Comandante, grazie davvero, grazie a lei e ai suoi uomini. E tutto questo, direttore, mentre in città esplode il dibattito sull'istituzione delle zone rosse che sono già state istituite in altre città del Veneto, del nord-est d'Italia. A Treviso è in corso il dibattito, questo il punto di Anna De Roberto. Si tratta di applicare le nuove norme volute dal ministro dell'Interno Piantedosi. Seppur a malincuore, il sindaco di Treviso Mario Conte si dice pronto ad istituire anche in città le zone rosse. Il prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura non è ancora stato fissato. Il primo cittadino conferma però che il prefetto di Treviso Angelo Sidoti ha chiesto un nuovo confronto sulle aree che in città e in alcuni quartieri hanno evidenziato delle criticità. Io credo che con gli strumenti che abbiamo a disposizione a livello di regolamento comunale e con l'ausilio delle forze dell'ordine possiamo affrontarli. Se poi il prefetto preferisce aumentare in alcuni quadranti della città, insomma ne parleremo insieme ai professionisti della sicurezza, che sono il questore, il comandante dei carabinieri e il comandante della Guardia di Finanza, ovviamente con il supporto della nostra polizia locale. Uno strumento importante per certi contesti, specifica Conte. Le zone rosse non appartengono però alla città di Treviso. Se verrà richiesta saremo pronti, affrontiamo il tema della sicurezza con determinazione ma anche con serenità. Ci sono delle criticità che vanno affrontate, però senza creare eccessivo allarmismo. Noi attendiamo di guardare questi risultati. È chiaro che oggi il problema sicurezza anche a Treviso esiste e bisogna prendere dei provvedimenti per dare delle soluzioni. Non possiamo pensare che quello che dice il sindaco, cioè che Treviso sia la città più sicura del Veneto, sia accettabile. Così l'opposizione, fin da subito critica nei confronti dell'ottimismo del primo cittadino, accusato da più parti di minimizzare e di ritenere le violenze episodi isolati. Intanto da Roma il ministro Piantedosi diffonde i primi numeri. Dall'istituzione delle zone rosse nelle maggiori città d'Italia sono state controllate complessivamente più di 41.000 persone, con l'emissione di 429 provvedimenti di allontanamento che hanno riguardato soggetti con precedenti per droga, furto, rapina, reati contro la persona o il porto d'armi. Così l'azione delle forze di polizia e della magistratura può essere ulteriormente rafforzata, ha detto il numero 1 del Viminale. Parallelamente il governo, ha aggiunto, ha messo in atto investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana di quelle aree in cui degrado e marginalità sono terreno fertile per la criminalità. Questo dunque è il servizio di Anna De Roberto. Siamo nel frattempo entrati al Giangis Bar, che è un locale a pochi metri dalla fermata dell'autobus a Teatro della Rapina. Qui con noi c'è la giovane titolare Martina. Martina non ha assistito alla scena, però ha qualcosa da dire, perché forse qui la situazione sta sfuggendo di mano. Sì, io lavorando la mattina la vivo relativamente questa situazione, perché diciamo che si concentrano più al pomeriggio.
dove io non ci sono e non vedo. Quello che vedo è come magari si comportano la mattina prima di andare a scuola, che vengono qua, occupano tutti i tavolini fuori, lasciano le sedie in disordine, carte per terra, sputi per terra, non hanno un'educazione, stanno qui, non consumano nulla. Allora, nei nostri confronti non hanno mai avuto atteggiamenti aggressivi, però vedi che hanno proprio una mancanza di educazione e di rispetto. A volte magari ho anche paura a redarguirli o comunque ad avere a che fare con loro. Sì, certo, tante volte magari anziché andare a dirgli qualcosa o fare l'osservazione, sto zitta e continuo a lavorare perché non sai mai come comunque possano reagire. Questo è un tema. Ti chiedo, vanno istituite queste zone rosse? Secondo me sì, sarebbe opportuno un po' più di controllo da parte delle forze dell'ordine. Magari nelle zone più occupate dai giovani, più carabinieri in borghese che controllano. Tra l'altro siamo a pochi passi da via Castelmenardo, dove c'è stata l'aggressione fatta. Esatto, sì. Grazie Martina. Sentiamo un attimo anche Michela. Michela, siamo in diretta con il direttore Baccialli su Rete Veneta. Qua la situazione non è buona. Non è buona? Atteggiamenti, comportamento di giovani. Quindi già di giorno vedi ste robe, alla sera la situazione sfugge, non riesco a capire dove è il problema di tutti questi giovani di oggi. Prima Michela mi hai detto che un po' di tempo fa, 3 giorni prima dell'aggressione shock di via Castelmenardo, avevi fatto una segnalazione alla polizia, certo. Avevi visto tanti giovani che stavano... Una compagnia di circa 30-40 persone, vedi che, non lo so, organizzavano qualcosa quella sera in un vicolo scuro. Non riesci a passare con la macchina, cioè ormai tutti i vicoli, uno la sera deve evitare, quindi... I toni erano un po' esagitati. Certo, esagerati per niente, ti urlano sulla macchina, non sai se ti riescono, fanno passare robe oscene, cioè... Quindi la situazione è al limite. No, al limite, ma qua niente da fare, per me non si può parlare contro un sindaco perché sta facendo tutto e di più. Polizia, carabinieri, quello che ci sono, per me in primis parte tutto da educazione ai genitori da casa, niente, sapere dove sono figli, cosa fanno, tutte ste cose. Arriviamo sempre lì. Sì. Grazie Michela, grazie davvero, grazie ancora Martina, come vedete anche l'ora di punta, grazie per la vostra testimonianza, è tutto per il momento direttore. Da Piazza Pio X qui a Treviso con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie ad Arbotea Pivetta, è vero proprio lì vicino a 150 metri da quel bar c'è stato l'omicidio di Francesco Favaretto in via Castelmenardo, anche lì giovani di seconda generazione, ce ne sono anche italiani, però il raduno lì si vede nei centri della cittadina, tutti con i giubbotti neri, tutti con lo stesso taglio di capelli, stanno lì e organizzano queste azioni spesso anche punitive tra bande rivali. Rapina ancora una volta a Mestre, a proposito di degrado, commercianti pestati brutalmente in via Piave. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi e da Sandro Ponchio. Buongiorno direttore, la nuova violenta rapina con la barbara aggressione è accaduta proprio qui all'interno del negozio Trio Shop, a 2 passi dalla stazione di Mestre e anche dal centro di Mestre. Siamo all'inizio di via Piave, all'angolo con via Miranese. Qui ieri pomeriggio alle 3 2 ladri sono stati colti sul fatto dai titolari del negozio proprio attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti all'interno dell'attività commerciale. I 2 ladri, uno dei quali già conosciuto dai titolari, un italiano, entrambi tra i 25 e i 30 anni, con il secondo sembra di nazionalità straniera di origine magrebina. I 2 titolari sono qui con me e sono la moglie Feng Ping Huang e il marito Hin Chen. E cos'è successo ieri? Avete temuto anche per il vostro bambino di 7 mesi? Sì, ieri due ladri entrare. Prima uno di qua a casa parlare con noi, altro rubare.
Quindi uno si intratteneva con voi per depistarvi, diciamo, sì, mentre perché l'altro... uno è prendere una roba, entrare e chiedere, cambiare. Ho detto questi due roba, adesso loro ieri perché è successo quello, loro andare via, non portare via. Questo è altro ieri comprare. I saldatori. Sì. Ecco, i ladri si sono fermati... Mi ha detto, perché qua è usato, mi ha detto se vuoi cambiare bisogna con confusione, senza confusione abbiamo dare questo nuova, cambiare altro uguale, nuova, però lascia questa confusione. E poi altro là dentro rubare. Quindi avete trovato i ladri con zaini pieni di roba e così nelle tasche interne. Sì. Che cosa hanno rubato? Materiale di ferramenta? Diceva? Sì, tutto di roba di ferramenta. Cacciaviti? Saldatori. Coltello per cambiare quello. Anche accendino qua a fianco, quello per fumare anche. Voi avete fatto denuncia, poi diciamo che hanno buttato tutte le cose presenti sugli espositori addosso al bimbo. Fallotto. Che per fortuna è stato protetto proprio dal passeggino. Avete sporto denuncia, dovete tornare al commissariato di polizia di Via Carossa. Qual è il vostro timore? Che i ladri così violenti possano tornare? Mi dicevi prima. Qual è la tua paura adesso? Io ho paura solo se ogni volta è successo questo, polizia venire così lento, quasi mezz'ora. Perché se ancora è successo così come ieri quello l'altro così cattiva, se prossima volta loro con tagliolino, con una cosa, polizia ancora venire così lento, paura se bisogna già molto. Tu sei stato preso a pugni, diversi lividi nelle varie parti del corpo, uno visibile, la mano tumefatta. Sì. Ieri sangue non ferma la naso. Ecco, adesso l'attività è aperta, continua ad arrivare gente, continuano ad arrivare clienti. La paura e il timore adesso, direttore, che hanno i due titolari, marito e moglie di questo negozio, è che i ladri, che erano già venuti in precedenza, ma non così aggressivi, non così violenti, possano tornare armati. Questo è il vostro timore? Sì. E cosa dire, è una Mestre che continua a non risparmiare dalla violenza commercianti, esercenti, così anche gli stessi cittadini. E da Mestre è tutto, la linea con le immagini di Sandro Ponchio torna a San Biagio di Callalta. Grazie molte, grazie Anna Maria Parisi, all'operatore Sandro Ponchio. Coraggiosamente i titolari hanno affrontato i ladri. Vediamo le immagini del circuito chiuso, proprio dalla telecamera del negozio. Sono immagini pubblicate dal quotidiano La Nuova Venezia. Vediamo l'aggressione, proprio i momenti dell'aggressione, quando c'è la reazione. Vedete che subito i due malviventi si scagliano sul titolare del negozio cercando di bloccarlo e sferrandogli anche diversi pugni. In questi casi si dice sempre che è bene evitare reazioni, perché quando i banditi tra l'altro sono armati di coltelli o di armi come quelle che sono state utilizzate anche dalla rapina dai rapinatori dei market, la cosiddetta banda dei market, si rischia la vita, perché sono armati fino ai denti di Kalashnikov e altre armi da fuoco. A proposito, allora torniamo alla rapina di Lancenigo. Sentiamo la rapina di Lancenigo, che è stata messa a segno ieri dalla banda dei market. Sentiamo anche le reazioni di coloro che hanno vissuto questa brutta esperienza, ma anche dei cittadini. Sentiamo. Siamo scioccati perché, ripeto, comunque come ho detto anche prima, non si è mai sentita qua in zona Villorba, cioè è sempre un paese tranquillo, ma così stiamo diventando veramente una giungla. Non si fanno più scrupoli, siamo vicini di casa, sono delle persone speciali e dispiace. L'ondata di affetto e solidarietà è scattata non appena la notizia della rapina si è diffusa in paese. Il mini market di Silvia Stellon e Fabrizio Tiengo è il classico negozio di vicinato, un servizio per il territorio. Chiuso per rapina, recitava il cartello affisso sulla porta d'ingresso fino alla tarda mattinata, poi la forza di riaprire, ancora scossi ma con il sorriso sulle labbra. Ma Dio te becchi qui. Visse franceschi, ciao. Madonna.
Si torna alla normalità, ma di normale in questa vicenda c'è ben poco. Lo stesso sindaco di Villorba, accanto alla comandante della polizia locale, ha voluto esserci. Sono rimasto basito anch'io perché siamo in centro a Villorba, siamo vicino ad altre attività, in un orario dove le attività chiudono e c'è movimento. Purtroppo siamo davanti a questi fatti dove non hanno paura di nulla, la zona è videosorvegliata. Primo cittadino che, se da un lato ringrazia i carabinieri, dall'altro rivolge un appello direttamente all'esecutivo. Al governo bisogna prendere provvedimenti, fare delle norme che siano un po' più stringenti e che vengano attuate, insomma, per queste cose. Sappiamo tutti come funziona, dobbiamo essere un po' più incisivi su quello che è la pena. Visto che comunque l'escalation di questi furti succede sempre più spesso anche in centro, credo che sia il caso di dare anche più forza dell'ordine, insomma. Intanto si riapre nell'abbraccio di amici e clienti. Mettiamola così. E si sospetta in questo e in altri casi che si sia trattato della solita banda. La dinamica delle rapine è sempre la stessa, i banditi arrivano con auto rubate e ripartono in genere con l'auto dei malcapitati, delle vittime di questi assalti. Vediamo verso chi sono indirizzate le indagini delle forze dell'ordine. Lo stiamo verificando se è possibile cercare dei punti di concorrenza in questi episodi e vedere se gli autori sono gli stessi. Supermercati, farmacie, tabaccherie, esercizi commerciali usati come bancomat, assalti armati, banditi a volto coperto, pistole o mitra, bottini di poche centinaia di euro, colpi messi a segno con auto rubate o con mezzi con targa rubata poi abbandonati. Potrebbe esserci un'unica banda dietro agli ultimi 7 colpi nella Marca. È questa la pista che i militari del comando provinciale di Treviso stanno seguendo. Obiettivi facili, attività spesso senza telecamere e con denaro contante. Parliamo sempre di bottini tra i 400 e i 1000 euro. Non ci sono stati episodi violenti, in alcuni casi hanno tentato di rubare gli effetti personali o il denaro ad alcuni clienti, ma comunque quando questi sono opposti hanno desistito quasi autonomamente. Il primo colpo il 16 dicembre ai danni della farmacia Tonicello di Morgano di Badoere, l'irruzione con il mitra, la minaccia per farsi consegnare i soldi della cassa. 2 settimane dopo esatte l'obiettivo diventano 2 tabaccherie, prima a Sala di Strana, la tabaccheria della famiglia Tosello. I banditi fanno irruzione verso le 18, ci sono i clienti in negozio. Poi Merlengo di Ponzano, i ladri intimano ad Irene Baseggio e ai 4 clienti di stare a terra. Il 7 gennaio ancora una tabaccheria a Piavona di Oderzo, questa volta i banditi sono in 4, sempre a volto scoperto e con un mitra. 10 e 11 gennaio 2 supermercati, la CRAI di Altivole, 1.500 euro il bottino, il più alto, il mitra puntato contro il titolare e la frase "è una rapina tranquilla". Il giorno dopo il colpo al Prix di via Castellana a Treviso, sono in 3 armati di fucile d'assalto. Martedì sera l'ultima rapina all'alimentare dal Biavarol di Villorba, i banditi sono 2, anche in questo caso l'auto rubata è una Panda come in altri 3 episodi. Similitudini che hanno convinto i militari ad allargare il cerchio oltre il singolo colpo. Secondo le dichiarazioni rese dai testimoni, la banda non aveva alcuna flessione particolare. I componenti potrebbero essere tutti italiani. Servizio di Anna De Roberto, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, il Veneto assaltato da ladri e da rapinatori. Noi abbiamo 48 parlamentari a Roma, ci sono interrogazioni parlamentari sull'andamento del Made in Italy, su questioni assolutamente inutili, domande a ministri di vario genere che interessano anche poco i cittadini. C'è qualche parlamentare che sia disposto a fare un'interrogazione al Ministro degli Interni per capire che cosa vuole fare in questa situazione? È un'emergenza, è un allarme, lo ripetiamo da mesi e a parte quel poco che possono fare con i mezzi e gli uomini di cui dispongono carabinieri e polizia, nessun altro intervento è stato deciso. Sentiamo cosa ha detto ieri sera a Focus Michele Tualdo, che è il presidente del Consiglio Comunale di Montebelluna.
Qui anche tornando al fatto che non ci sono più osi felici neanche nei posti dove si consideravano più tranquilli. Ieri sera, notizia di cronaca, a Montebelluna, alla stazione ferroviaria, autobus sostitutivo della Montebelluna Feltre che va a sostituire il treno, un autista alla richiesta di esibire biglietto ad un cittadino marocchino è stato preso a bottigliate, e non è la prima volta, sono casi reiterati che si ripetono. Allora il problema, la verità, senza per non girarci tanto attorno, qua si tratta di applicare e di inasprire pesantemente le leggi a chi commette reati predatori, reati violenti. Si tratta sostanzialmente però anche, se uno Stato esiste, di mandare a casa, di mandare realmente a casa, parlate di deportazione, remigrazione, questi delinquenti ci sono, è inutile nasconderci, il 90% di questi reati sono compiuti da extracomunitari e per di più anche irregolari. E allora è il momento di porre veramente un freno. Qualcosa si sta facendo, fortunatamente gli sbarchi sono diminuiti in maniera importante, non è assolutamente sufficiente, perché quando queste persone vengono intercettate, individuate, condannate, dopo il giorno dopo te le ritrovi a piede libero, perché questo è il problema. Qua bisogna garantire le pene, ma soprattutto bisogna dire che esistono una serie di persone, direi qualche migliaio. Prima c'era un messaggio su quello che è accaduto al Capodanno a Milano. Cioè, ragazzi miei, qua esistono delle civiltà, delle etnie che non sono assimilabili, che non possono vivere nel nostro contesto sociale perché non sono integrabili, non sono assimilabili, e quindi bisogna dire chiaramente, presentare all'ingresso a questi signori: questi sono i tuoi diritti, questi sono i tuoi doveri, qui si vive in questa maniera, non lo accetti, te ne vai a casa tua, punto. Allora, questo era Michele Toaldo della Lega ieri sera a Focus, e sono due fratelli moldavi responsabili dell'aggressione a un barista cinese di Selvazzano che è stato colpito a pugni in faccia e che è stato ridotto in fin di vita e in coma. Vediamo il servizio, che non è questo che vedo sul monitor, il barista picchiato e l'incontro con... grazie molto. Mio fratello vedi ubriachi, quindi li ha rifiutati, e poi questi due hanno aggredito, hanno tirato dei pugni. È grande la solidarietà nei confronti della famiglia di Marco Ye, il barista cinese pestato a Tencarola da due clienti ubriachi a cui non aveva servito ancora da bere. I cartelloni del vicinato incoraggiano il giovane che sta lottando tra la vita e la morte in ospedale a Padova. La mamma è accanto a lui, il papà e la sorella invece hanno ricevuto la visita del sindaco di Selvazzano, Claudio Piron. La correttezza, l'integrità, l'impegno di questo giovane esercente e di tutta la sua famiglia che, come dice la legge, quando una persona ha bevuto troppo non gli si può dare da bere ancora, perché sarebbe un reato, e quindi ha esercitato la sua responsabilità da cittadino in maniera molto coerente, e purtroppo gli è costata anche questo tragico episodio. Da domenica il sindaco Piron è in costante contatto con le forze dell'ordine per seguire le indagini. La polizia municipale con il comando dei carabinieri continuerà a monitorare il territorio per garantire la massima sicurezza del paese. I controlli sono quotidiani, la polizia locale è continuamente in contatto con i carabinieri, con la stazione dei carabinieri, e i turni di lavoro sono costanti perché dalle 7 del mattino a quasi l'1 di notte le pattuglie, le volanti perlustrano il territorio. Anche l'associazione dei baristi cinesi, arrivati anche da Brescia e Mantova, sono vicini alla famiglia Ye e si dicono preoccupati per l'escalation di violenza nei locali. Non è giusto, perché un bravo ragazzo, Marco, così, se tu vedi tutti il paese che vuole bene, mi sta male veramente.
E proviamo noi chi di comune, sindaco, chi di carabinieri possa aiutare a fare qualcosa, perché veramente noi chi che lavora bala è preoccupati. Le immagini delle telecamere del bar mostrano la violenza inaudita dei due fratelli moldavi autori dell'aggressione, che colpiscono per ben 2 volte il giovane barista, che crolla a terra davanti agli occhi del padre, che lo tiene tra le braccia mentre gli altri clienti allontanano i violenti e chiamano le forze dell'ordine. Le condizioni del 27enne rimangono gravi, la prognosi è riservata. Se supererà i 40 giorni, l'accusa per i due fratelli moldavi autori del brutale pestaggio diventerà lesioni gravissime. Allucinante, allucinante. Intanto i carabinieri di Venezia hanno fermato 4 stranieri, tutti senza fissa dimora, ritenuti responsabili di una violenta aggressione ad un autista CTV che a ottobre li aveva riconosciuti come borseggiatori. Picchiato a sangue con il manico di un ombrello, con colpi che avevano sfiorato un occhio. L'immagine scattata dentro l'autobus fermo a Piazzale Roma poco dopo l'aggressione ad un autista 45enne di ACTV aveva destato un'enorme sensazione in una città in cui la percezione di sicurezza è in calo e in una zona dove sono attivissimi i borseggiatori. Dopo circa 3 mesi di indagini, analisi delle immagini di videosorveglianza e specifici servizi di osservazione, i carabinieri della Compagnia di Venezia hanno rintracciato e denunciato i presunti responsabili dell'aggressione. Sono 4, tutti di origine straniera e senza fissa dimora. Uno è stato anche identificato quale presunto responsabile di tentato furto aggravato ad un'anziana signora il giorno dopo l'aggressione all'autista. Quel 18 ottobre dell'anno scorso il quartetto, invitato a scendere dall'autobus poiché riconosciuto dal conducente come un gruppo di presunti borseggiatori, aveva reagito a schiaffi, pugni e colpi d'ombrello. Sono stati denunciati per lesioni personali ed interruzioni di pubblico servizio, denunciati in stato di libertà. Servizio di Filippo Fois. Adesso andiamo da Monica Sminderle perché c'è un allarme tra i consumatori, gli utenti, per la forte impennata dei prezzi di benzina, gas e luce. A te Monica. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, sicuramente cittadini, lo abbiamo raccontato nel telegiornale, preoccupati per il tema della sicurezza, ma c'è preoccupazione anche per i rincari delle bollette di luce e gas. Quella che arriverà nel 2025 sarà una vera e propria stangata con aumenti dei prezzi che arriveranno anche al 15%. Secondo le stime una famiglia media potrebbe spendere 350 euro in più in un anno a causa appunto degli incrementi dei prezzi delle utenze, aumenti di luce, aumenti delle tariffe del gas che in parte sono giustificati dalle tensioni geopolitiche, dalle tensioni tra Stati Uniti e Russia, ma secondo le associazioni dei consumatori Confesercenti si tratta anche in quota parte di aumenti ingiustificati. Noi siamo venuti al mercato qui a Bassano, c'è poca gente in giro, abbiamo parlato con un po' di persone, c'è una certa rassegnazione. Proviamo a sentire, direttore, un ambulante. Come è andato il mercato stamattina? Non c'è gente, ho fatto 2 vendite, c'è pochissime cose e adesso bisogna andare a casa. Noi abbiamo spesa del carburante, furgone, cioè non potremo venire in bicicletta al mercato, quindi ci vuole il carburante. Se piove non veniamo, cerchiamo di stare a casa sto periodo qua perché già c'è poco da fare e il carburante è andato alle stelle, cosa facciamo? Prezzi dei carburanti che salgono, da Natale in poi è stata una crescita costante, continua, in più anche gli annunciati rincari delle bollette di luce e gas, i plateatici. Che cosa succederà, signora, nel 2025? Sempre meno. Cioè ci sarà sempre più gente che abbandonerà come noi il commercio perché appunto se non c'è guadagno fai patta e allora far patta qua è meglio pensarci un po'. E la gente vedi che non viene perché o è a piedi, in bicicletta oppure cerca di limitare appunto le corse perché... Ma ci sono pochi soldi in giro? Ma pochissimi soldi. Pochissimi, quando hanno preso una cosa dopo non hanno più per l'altra, verrò la prossima volta, sì,
pochissimi soldi, soprattutto anziani che vengono al mercato. Comunque il nostro clientela è l'anziano, però se ha l'aumento della bolletta, se ha il gasolio, se ha cosa facciamo? Questo periodo qua, poi il riscaldamento, anche quel conta per loro, e noi siamo qua che aspettiamo la fortuna. Il governo? Il governo non lo so, perché lui aumenta e basta, non preavvisano, e d'altronde noi dobbiamo accettare quello che è, però non ci viene incontro su niente. Sentite abbandonati? Sì. Pressati e abbandonati? Sì, abbandonati, e qua non lo so il futuro, non vedo avanti tanto. Grazie, auguri, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Questo è quello che succede al mercato. Si parlava anche di aumenti dei prezzi dei carburanti. Da Natale in poi i rincari sono stati continui, in alcuni casi al servito si è sfondata anche quota 2 euro al litro. Abbiamo avvicinato Flavio Convento, il presidente della Federazione Autonoma dei Benzinai Italiani. Sentiamo che cosa ci ha detto. Sicuramente riscontriamo in questi giorni un aumento del prezzo del carburante, quindi questo ci fa riflettere alle problematiche anche a livello dei consumatori che sono preoccupati, e quindi sicuramente danneggerà tutti i consumatori, e sappiamo benissimo che più dell'88% delle merci vengono trasportate su ruote, quindi va a colpire anche il prodotto finale e tutto il trasporto per questo aumento di costi. Sicuramente la cosa ci preoccupa, non solo per quanto riguarda l'aspetto dei consumatori finali, ma anche per quanto riguarda le gestioni. Molto spesso sento ancora parlare di un problema da parte della categoria di questi aumenti di prezzi. Sentivo anche l'altro giorno su un'intervista che riscontravano una differenza di prezzo tra il servito e il self di 76 centesimi. Sappiamo benissimo che quell'incidenza va a tutte le compagnie petrolifere. La preoccupazione è moltissima, anche perché abbiamo ripetuto più volte l'aumento del prezzo vuol dire diminuzione dei litri di vendita, e il gestore guadagna sui litri effettivamente di vendita, quindi più aumenta il prezzo e meno guadagna anche il gestore. E ci preoccupa anche e soprattutto l'aumento delle accise del gasolio che il governo ha intenzione di approvare. Sappiamo benissimo che le vendite del gasolio sono in totale aumento in questi anni, quindi l'aumento del prezzo delle accise per quanto riguarda il prodotto del gasolio va a aumentare il prezzo finale del carburante, quindi a incrementare questo aumento che va a incidere sia per quanto riguarda i consumatori sia per quanto riguarda le gestioni. Siamo un comparto che rappresenta circa 80.000 persone, quindi dobbiamo tutelarlo, e stiamo facendo in modo che insieme con il governo e trovare delle trattative, e sicuramente la riforma di questo settore che è ferma da 20 anni è essenziale per salvare una categoria e sicuramente per cercare di ridurre al massimo dei prezzi alti, ingiustificati. Vediamo gli ultimi aumenti che sono stati fatti il 25 di dicembre e il primo dell'anno. Secondo me in quel momento lì non era necessario l'aumento, quindi stiamo cercando di tutelare non solo noi ma anche il consumatore finale. Questa dunque è la situazione, la denuncia anche dei benzinai che parlano di aumenti ingiustificati, dall'altra i consumatori che sono rassegnati perché non si sentono tutelati dalle istituzioni. Da Bassano direttore è tutto, la linea torna allo studio. A Renzo Rigon per la parte tecnica. Adesso vediamo gli automobilisti, la rassegnazione ma anche rabbia. Sentiamo. Cosa si può fare? Niente. Non si può andare a piedi, voglio dire. E quindi... Automobilisti ormai rassegnati di fronte al caro carburante, non possiamo fare nulla, ci dicono, e capire il perché degli aumenti non è per niente facile. Mi pare che nell'ultima conferenza stampa, quando è stato chiesto alla Meloni il motivo di questi rincari, lei ha risposto non rispondendo, dicendo che la risposta è complessa. Sono sempre delle fasi, non si capisce, sempre prima delle ferie o prima del periodo natalizio, quindi dopo no, sinceramente è sempre difficile capire quale sia la motivazione reale. Il costo dei carburanti sappiamo già da sempre che non è un problema vero del costo effettivo del barile di greggio,
ma è un problema poi di tasse e comunque costi aggiunti. Prezzi in costante rialzo da diverse settimane e il timore è quello che continuino a salire fino ad arrivare a toccare i massimi raggiunti nel 2024. Se arrivasse un freddo più intenso, presumibilmente gli idrocarburi potrebbero salire di prezzo e ritornare a quei livelli, non lo sappiamo. Sicuramente il prezzo dei carburanti incide sul costo del lavoro, sul costo dei servizi. Poi, essendo che faccio il gasolio, diciamo che costa un po' meno confronto alla benzina. Beh dai, sono tanti lo stesso ugualmente. Secondo me dovremmo fare uno sciopero generale in tutta Italia, rimanere almeno un giorno senza fare il pieno e magari forse un segnale forte. Se chiaramente chi ci governa deciderà di abbassare per fare un po' il bene di tutti quanti, dico bravi, se no dico sì, non dico taso, che sia meglio, perché... Allora, vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona, un incidente, uno studente a Mezzane di Sotto è stato investito prima dell'alba mentre stava per prendere l'autobus, è stato ricoverato in ospedale a Verona, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono ore drammatiche di angoscia e di speranza nella casa di Alberto Trentini, il cooperante veneziano che è stato arrestato in Venezuela e che dopo l'arresto non si hanno avuto più notizie, grande preoccupazione in famiglia. Sentiamo dal Lido di Venezia il servizio di Lorenzo Maier. Guardi, deve rivolgersi alla nostra avvocata. Guardi, mi dispiace, in questo momento non posso parlare. Sì, ma solo una cosa, signora, non so... No, guardi, mi dispiace, guardi, siamo impegnati qui in casa. Si rivolga all'avvocato Ballerini. La voce di Armanda Corusso, mamma di Alberto Trentini, il cooperante veneziano del Lido di Venezia di 45 anni, del quale non si hanno più notizie dal 15 novembre scorso, giorno in cui è stato arrestato in Venezuela durante una missione umanitaria, è gentile ma chiaramente provata per le sorti del figlio. Non vuole e non può aggiungere altro. L'usuale tranquillità di via Paoluccio Anafelto lungo la laguna accanto alla chiesa di Sant'Antonio al Lido di Venezia è stata profondamente turbata da una notizia arrivata all'improvviso nelle ultime ore per un'interrogazione parlamentare, anche se i familiari custodivano nel cuore questa terribile angoscia da 2 mesi. A Città Giardino tutti conoscono e stimano la famiglia Trentini, che anche oggi è tornata a parlare, solo con un comunicato blindato e congiunto sottoscritto insieme all'avvocato di Genova che li assiste, Alessandra Ballerini. Nel pieno rispetto del governo bolivariano, si legge nella breve nota di oggi, invochiamo l'attenzione dei 2 paesi perché Alberto possa tornare a casa all'affetto dei suoi familiari. La deputata Elisabetta Gardini assicura l'impegno del governo. Il cooperante veneziano detenuto in Venezuela in circostanze che destano molta preoccupazione. Come ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani, che proprio oggi ha convocato l'incaricato d'affari venezuelano, il governo sta seguendo e sta intervenendo con determinazione per ottenere la liberazione del nostro connazionale. E io confido che grazie al lavoro di squadra e alla prontezza già dimostrati dal governo Meloni, come nel recente caso di Cecilia Sala, riusciremo a riportare Alberto a casa quanto prima. Esprimiamo pieno sostegno alla famiglia Trentini in questo momento difficile e rinnoviamo l'appello affinché le autorità venezuelane collaborino con trasparenza. Il giornalista Giuseppe Giulietti, portavoce di Articolo 21, pone con garbo interessanti riflessioni. Finalmente si è rotto il muro del silenzio, grazie alla denuncia dell'avvocata Ballerini, della famiglia di Alberto Trentini, dei parlamentari Provenzano e Cumberlo, ma Alberto Trentini è dal 15 novembre recluso dentro un carcere in Venezuela e non ha potuto ricevere i suoi avvocati, parlare con la famiglia e non sta bene di salute, lui che si è sempre dedicato ai disabili, agli ultimi, altro che attentato alla sicurezza dello Stato. Non sono neanche noti i termini di questa accusa e l'Italia si deve svegliare, si deve muovere, deve allacciare rapporti con il Venezuela, anche se non riconosce la vittoria di Maduro bisogna fare come si è fatto con l'Iran,
durezza e flessibilità, perché sono stati che hanno una concezione precaria dei diritti, ma nel frattempo Alberto Trentini è chiuso in carcere. Noi abbiamo un solo dovere, quello di illuminare al giorno la sua situazione e batterci fino a quando non sarà rientrato in Italia. In regia oggi Mattia Pizzaia e Alberto Pivetta. Sentiamo anche Simone Merlo, sentiamo le reazioni di alcuni residenti al Lido di Venezia rispetto alla scomparsa di Alberto Trentini. Il Lido ha reagito all'apprensione per le sorti di Alberto Trentini da comunità vera, mobilitandosi in modo trasversale. La famiglia abita proprio a fianco della chiesa. Il parroco di Sant'Antonio, Don Renato Mazzuria, è stato tra i primi a raccogliere in via confidenziale l'apprensione della mamma di Alberto. Ciò che preoccupa molto è il fatto che non ci siano contatti dal punto di vista istituzionale e soprattutto che i poveri genitori siano completamente isolati rispetto al contatto con Alberto. L'augurio è quello che la questione si risolva al più presto e che Alberto torni a casa e ritorni alla sua vita normale. Trovo ignobile, però voglio sottolinearlo, che un cittadino venga arrestato e detenuto senza esplicite motivazioni. È un qualcosa che si sta ripetendo un po' troppo spesso ultimamente, però l'augurio è quello che, come i casi precedenti, al più presto si risolva anche questo. Anche la politica finalmente si interroga dalla deputata trevigiana Rachele Scarpa del Partito Democratico alla segretaria del PD veneziano Monica Sambo. C'è poi la voce decisa di Raffaele Speranzon, uomo forte dei meloniani, che è anche componente della Commissione Affari Esteri in Senato. Come Partito Democratico abbiamo presentato un'interrogazione al Ministero degli Esteri in cui chiediamo quali notizie ci siano sulle condizioni di Alberto e anche quali iniziative urgenti si intenda mettere in campo per garantire i pieni diritti processuali e di detenzione a Trentini. Da quanto ne sappiamo, infatti, al momento il ragazzo non ha potuto comunicare né con i parenti né con un legale né con la propria ambasciata e non è stata nemmeno formulata un'accusa a suo carico. Ci stringiamo in un abbraccio solidale alla famiglia e ne condividiamo appieno l'apprensione. Un ragazzo generoso che era in Venezuela per aiutare le persone più fragili. Chiediamo al governo il massimo sforzo diplomatico e a tutte le forze politiche la massima collaborazione per riportare Alberto a casa. Per questo, come Partito Democratico, abbiamo depositato delle interrogazioni alla Camera e al Senato e chiediamo ovviamente che Alberto possa tornare presto ad riabbracciare la sua famiglia. Il governo italiano fin dal principio si è messo in contatto con le autorità venezuelane per avere le risposte che al momento non sono arrivate. Non smetteremo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità, innanzitutto per avere le informazioni che riguardano Alberto Trentini e possibilmente anche per riportarlo in patria. Purtroppo in Venezuela oggi c'è un regime che governa, un regime antidemocratico, comunista, guidato da Maduro, che viola sistematicamente il diritto internazionale. 16 anni di reclusione a Pedro Libert Dominguez, assoluzione piena per Junior Sedano Sanchez. È la sentenza dei giudici della Corte d'Assise di Belluno con la quale si è chiuso il processo per l'omicidio di Antonio Costa, ammazzato a Fener di Setteville nella primavera del 2023. La difesa parla di un appello scontato. La Corte d'Assise ha dichiarato Dominguez Sanchez per reato estinto, è esclusa la potestà aggravante, è conosciuta la circostanza attenuante di quell'articolo 62 numero 2 del codice penale, computando una pena di anni 16 di reclusione. 16 anni di reclusione per l'imputato Pedro Libert Dominguez. Questa è la condanna decisa dalla Corte d'Assise di Belluno, presieduta da Paolo Velo, dopo meno di 3 ore di Camera di Consiglio, per l'omicidio di Antonio Costa, avvenuto a Fener con una coltellata il 6 maggio 2023. Una condanna a cui si aggiunge l'interdizione dei pubblici uffici e un risarcimento provvisionale di 50.000 euro nei confronti dei familiari della vittima. Vittoria a metà per l'accusa, che aveva chiesto una condanna a 22 anni per Pedro Libert e l'assoluzione per Junior Sedano Sanchez. Uno scossone invece non da poco per l'imputato e per la difesa di Pedro Libert, visto che questi, attendendo la lettura della sentenza, aveva addirittura espresso al suo difensore la convinzione che da lì a poco sarebbe tornato a casa.
difensore che oggi era solo Marcello Stellin, dopo la drammatica scomparsa di Paolo Serrangeli, che la Corte d'Assise ha deciso di ricordare con un minuto di silenzio voluto a porte chiuse. Era con me al mio fianco oggi e, insomma, penso che avrebbe sicuramente condiviso da un lato il dispiacere. Ed è così che Stellin ci racconta lo stato d'animo di Pedro Liverta. Insomma, provato e abbastanza sconvolto perché non se lo attendeva. E la prima cosa che mi ha detto è: ma scusami, ma il coltello che è stato sequestrato non è quello che ha ucciso Costa. E anche il tempo di sopravvivenza è del tutto incompatibile con quello che lo stesso consulente tecnico della Procura ipotizza. Chiaramente si tratta di una sentenza che dovrà essere analizzata e sicuramente sarà appellata, perché è un errore. L'appello significa un'attesa di almeno un altro anno, anno e mezzo, ma fino a sentenza definitiva per Pedro Liverta va applicata la presunzione di innocenza. Visto che l'omicidio è stato considerato sia avvenuto in un impeto d'ira e che quindi Liverta non sarebbe necessariamente pericoloso, già nei prossimi giorni dovrebbe essere chiesto che la misura cautelare venga cambiata dalla reclusione in carcere agli arresti domiciliari. Si è rovesciata la prospettiva da cui eravamo partiti 2 anni fa, ovvero sia omicidio per motivi abieti o futili, ovvero sia l'uccisione di un uomo a sangue freddo. Dovremmo leggere la motivazione e dovremmo fare le nostre valutazioni. L'appello è scontato. Di Fabio Fioravanti, l'omicidio di Elisa Campeol, quella povera donna che era stata accoltellata sul greto del Piave mentre prendeva il sole da Fabrizio Biscaro, e il Tribunale di Venezia ha accolto l'appello presentato dall'avvocato Rosa Parenti, difensore dell'assassino. Ci sarà una nuova perizia psichiatrica. Un appello scritto nero su bianco in 60 pagine. L'avvocato Rosa Parenti, che difende Fabrizio Biscaro, il 39enne che il 23 giugno del 2021 accoltellò a morte Elisa Campeol, ha spiegato punto su punto perché il suo assistito deve essere sottoposto ad una nuova perizia psichiatrica. Nell'ultima era stato definito dal perito nominato dal pubblico ministero capace di intendere e volere al momento del grave fatto, ma il perito era lo stesso medico che lo aveva avuto in cura per diversi anni e per questo, secondo la difesa, avrebbe dovuto dichiararsi incompetente a decidere sullo stato mentale dell'uomo. Il 39enne, che sarebbe affetto da una grave patologia psichiatrica, privo di alcuna emozione e socialmente pericoloso, è rinchiuso nell'infermeria del carcere di Verona senza una vera e propria terapia farmacologica. Il giudice della Corte d'Appello di Venezia, dopo un'ora di Camera di Consiglio, ha accolto la richiesta del legale. Il 12 febbraio sarà conferito a Davide Roncali, Alberto Castagna e Raffaella Casagrande l'incarico per una nuova perizia psichiatrica. Il collegio di 3 psichiatri avrà dai 30 ai 70 giorni per stabilire se Biscaro fosse capace di intendere e volere al momento dell'efferato delitto e sia capace di stare a processo. Elisa fu uccisa con 20 coltellate mentre stava prendendo il sole sul Piave all'Isola dei Morti a Moriago della Battaglia, colta di sorpresa e trucidata senza pietà da Biscaro. Per i genitori è stato un duro colpo, dice l'avvocato Lorenzo Secoli, legale della famiglia, perché non si aspettava che si dovesse ancora discutere sulla capacità dell'assassino della loro figlia. Per i genitori è stato un duro colpo, dice l'avvocato Lorenzo Secoli, legale della famiglia, perché non si aspettavano che si dovesse ancora discutere sulla capacità dell'assassino della loro figlia. Tuttavia, confidiamo che anche in questa occasione venga confermata la perizia precedente e che finalmente la povera Elisa trovi giustizia. Se la nuova perizia dovesse stabilire che il 39enne era totalmente incapace al momento di compiere il grave fatto, sarebbe trasferito nuovamente presso il REMS di Nogara, sempre in provincia di Verona. Servizio di Daniela Sizia, e dalla sua cella nel carcere Due Palazzi di Padova Andrea Favero, compagno di Giada Zanola, continua a proclamarsi innocente e a dire di non aver ucciso la donna gettandola dal cavalcavia.
Sono innocente, non l'ho uccisa io. A pronunciare questa frase Andrea Favero davanti al suo avvocato nei consueti incontri mensili. Il camionista di Vigonza è in carcere con l'accusa dell'omicidio di Giada Zanola, la compagna da cui si stava separando. La notte del 29 maggio Giada Zanola è stata gettata dal cavalcavia di Vigonza che passa sopra l'autostrada A4 a pochi metri dalla loro abitazione. Secondo l'accusa Andrea Favero l'avrebbe drogata e poi fatta cadere tentando di simularne il suicidio. L'uomo durante l'arresto, avvenuto il giorno seguente al delitto, avrebbe fatto delle parziali ammissioni confessando l'omicidio ma dicendo di non ricordare più nulla. Una confessione non valida dal punto di vista processuale perché fatta senza la presenza di un avvocato. Ora Favero al suo difensore continua a professare la sua innocenza. Le indagini però continuano, gli inquirenti stanno aspettando l'esito della consulenza medico-legale e quella sui telefoni cellulari. Gli esami tossicologici sul corpo di Giada Zanola infatti hanno riscontrato la presenza nel suo sangue di quantitativi di benzodiazepine, potenti psicofarmaci con effetti sedativi ed ipnotici. Importante poi l'analisi dei cellulari ritrovati e dei messaggi che la coppia si scambiava, alcuni cancellati proprio da Favero. Giada Zanola, ad un'amica pochi giorni prima di morire, aveva confidato di temere per la sua vita e di essere drogata dal compagno. Il figlio della coppia, appena 4 anni al momento, è stato affidato ai nonni paterni. Servizio di Valentina Visentin con i registi Mattia Pizzaia e Simone Merlo. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. A Schio un infortunio in montagna, in realtà in montagna, mentre si stava tentando di liberare l'auto dalla neve ed è stato soccorso in elicottero. Sentiamo Luisa Bertini. Intervento stanotte dopo l'una del soccorso alpino di Schio a supporto dell'ambulanza poi fatta rientrare e dell'elicottero di Trento per un uomo che si era fatto male probabilmente nel tentativo di liberare la propria auto bloccata dalla neve a Busa di Novegno e ha chiamato il 118. La squadra è arrivata sul posto dove era atterrata l'eliambulanza con l'equipe medica che stava prestando le prime cure all'uomo di Sant'Orso a seguito di un sospetto trauma alla gamba. I soccorritori hanno quindi aiutato l'equipaggio a caricare la barella nell'elicottero decollato in direzione Trento. L'intervento si è concluso verso le 4. Dal giornale di Vicenza purtroppo un'altra notizia di una morte improvvisa. Si accascia mentre gioca a padel. È successo a Torri di Quartesolo. Inutile ogni tentativo di rianimare quest'uomo di 55 anni. Remigio Rizzo, che è stato subito soccorso da un'allenatrice abilitata all'uso del defibrillatore, ma purtroppo non è bastato. Ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Treviso per aver tentato di togliersi la vita, una donna si è suicidata con un nastro. Secondo la famiglia ci sarebbero delle responsabilità, si oppone all'archiviazione. Il giudice si è riservato di decidere. Aveva manifestato manie suicide, tanto che i carabinieri avevano allertato i sanitari dell'ospedale. Era il 4 febbraio 2024. La donna, cinquantenne dell'Interland trevigiano, era stata ricoverata nel reparto di alta vigilanza e di psichiatria del Cafoncello. Dopo 5 giorni la paziente era stata trovata priva di vita dal personale. Si era uccisa con un cordino di raso di quelli del tipo da pacco regalo. Nastro che, secondo i familiari, non era mai stato a disposizione della donna, non era con gli indumenti che gli erano stati controllati dal personale infermieristico prima di essere consegnati a lei. Immediatamente era stata aperta un'inchiesta, ma nei giorni scorsi il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione ritenendo l'evento imputabile ad un'imprevedibile e inspiegabile disponibilità della signora del nastrino. L'avvocato della famiglia Giannilo Presti si è opposta all'archiviazione. Nessuna indagine sarebbe stata effettuata sulla provenienza del cordino e sul perché fosse finito nelle mani della paziente ad alto rischio. Fra l'altro, il giorno prima del suicidio avrebbe tentato di tagliarsi. Insomma, per la famiglia ci sarebbero delle
responsabilità sulla morte della donna. Il giudice si è riservato la decisione. Ci dispiace molto per la famiglia, ha spiegato il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. In quel reparto il personale è altamente qualificato e preparato ad affrontare ogni situazione. Nessuno riesce a spiegarsi come quel nastrino sia finito nelle mani della paziente. I controlli sulle persone ricoverate vengono effettuati dal personale ogni 10 minuti. La sorveglianza è massima, spiega ancora il direttore generale. Non possiamo legare i pazienti, facciamo di tutto per garantire loro la sicurezza e sorvegliarli, ma come in questo caso può capitare. Momenti di apprensione alla piscina comunale di Schio, fumo e un forte odore di cloro hanno costretto il gestore a far evacuare immediatamente la vasca e i locali dell'impianto sportivo. Questa mattina una segnalazione da parte di molti utenti delle nostre piscine comunali alla Polizia Municipale che riguardava la fuoriuscita di fumi di cloro, di forte odore di cloro dalle vasche coperte. La nostra polizia è intervenuta anche grazie alla segnalazione del gestore. Lanciato così l'allarme, anche i vigili del fuoco sono arrivati poco dopo mezzogiorno alle piscine comunali di Via dello Sport a Schio. Il fumo e il forte odore di cloro sul piano vasca avevano indotto i bagnanti ad uscire subito. Per precauzione, successivamente, tutti i locali sono stati evacuati, mentre i pompieri setacciavano le possibili cause dell'accaduto. È stato necessario l'intervento della squadra NBCR che, dotati di autoprotettore, hanno ispezionato i locali tecnici e gli impianti di miscelazione. Fortunatamente, nel giro di poco tempo si è scoperta la causa dell'allarme. È stato verificato che all'interno di un contenitore di ipoclorito granulare c'era stata una leggera combustione e che aveva appunto generato questa fuoriuscita di fumi che aveva un po' allarmato tutta l'utenza. Per questo, per sicurezza, era stata chiusa la piscina comunale e le vasche coperte. Il controllo sta per essere completato, sembra che sia stata rimessa comunque in sicurezza, non ci siano grossi rischi anche per l'utenza. E quindi alla fine, già nel tardo pomeriggio, le vasche sono state così riaperte a disposizione degli utenti. La politica ora, con lo scontro senza precedenti tra alleati Fratelli d'Italia e Lega sul prossimo candidato delle elezioni regionali. Oggi tra l'altro c'è il Consiglio federale a Milano, presente anche Zaia, c'è attesa per sapere cosa dirà Salvini, che probabilmente confermerà la linea del corriamo da soli, che è stata auspicata da tutti i vertici della Lega del Veneto, a partire dal coordinatore della Lega Alberto Stefani, che è anche vice segretario nazionale. Ha rincarato la dose in queste ore anche il sindaco di Treviso, Mario Conte. Noi avremo il nostro candidato e quindi tutti coloro che vorranno sposare ideali, obiettivi e valori sono aperti a sedersi a questo tavolo. 24 ore dopo le parole di Luca Zaia, che hanno infiammato anche la politica nazionale, tocca a Mario Conte ribadire il concetto: la Lega è pronta, anzi prontissima, alla corsa in solitaria. Speriamo possa essere Zaia, perché c'è questo vizio normativo che oggi impedisce ai presidenti di regione e ai sindaci, poche decine di sindaci a livello nazionale, di candidarsi per il terzo mandato. Ricordo che tecnicamente il mandato ti viene dato dai cittadini, qui le viene impedito anche di presentare la propria proposta ai cittadini, proprio per una norma. Se così sarà, noi comunque la nostra partita la faremo. Ma proprio sul nodo del terzo mandato gli alleati vogliono fare chiarezza. Oggi c'è il limite del mandato e c'è un limite del mandato voluto dalla Regione del Veneto, voluto da questa maggioranza, e mi permetto di sottolineare voluto dal partito di maggioranza relativo in Consiglio regionale, cioè la Lega. Il tema deve partire da questo, altrimenti sembra che il governo di centrodestra, che è lo stesso governo in termini di coalizione politica, che è quello che governa il Veneto, si sia messo ad attaccare il presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia. Non è così, la legge dice 2 mandati e basta. Insomma, una decisione boomerang. Zaia sbaglia a personalizzare, dice il coordinatore regionale meloniano Luca De Carlo. Su questo c'è piena convergenza con Forza Italia. Non bisognerebbe mai personalizzare le situazioni politiche né personalizzare le leggi, cioè pensare o sperare di modificare una norma nel momento in cui questa norma serve a te. Questo l'ha detto Luca De Carlo, ma lo condivido. Mi sembra più quasi
un'ultima spiaggia, sembra più quasi richiamare un contesto elettivo ad personam, cioè siccome interessa a me deve essere sbloccato. Questo era Fabrizio Borona, ovviamente ne abbiamo parlato ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto l'ex sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto. Parla di decisioni calate dall'alto perché non sono state calate dall'alto, sono state recepite dalla Regione Veneto consapevolmente e volutamente. Questo su un piano proprio di percorso logico e storico. Poi io quando i 5 Stelle, con cui ho anche rapporti di simpatia per carità, dicevano guai vivere di politica per una vita, un po' sorridevo, perché pensavo a persone come Sergio Mattarella che indubbiamente hanno vissuto di politica, sono professionisti della politica, ma grazie a Dio che abbiamo certi professionisti della politica. Il problema non è fare politica per una vita e anche vivere delle indennità che la politica prevede. Il problema è rispetto a certe cariche apicali, come diceva molto bene Simonetta, che sono centri di potere per forza, perché devi esercitare il potere da sindaco, da presidente della regione, è il tuo lavoro, e in quei casi si ritiene che ci debba essere un ricambio dopo un certo numero di mandati. Peraltro Zaia ne ha già fatti di fatto 3, quindi parleremo, come è già stato detto, del quarto, quindi io non sono per niente d'accordo, ma ripeto, non sono d'accordo in linea di principio, a prescindere dalle persone e a prescindere da come queste persone hanno governato, bene o male. Quindi che si chiami De Luca del PD, che si chiami Zaia della Lega, che si chiami Pinco Pallino di Fratelli d'Italia, non ha importanza. L'ex sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto, ieri sera a Focus. L'altro giorno il presidente Zaia aveva detto: sul terzo mandato non accetto lezioni da coloro che vengono sfamati da 30 anni in Parlamento, e gli ha risposto piccatissimo il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Ha detto che ci sono persone che vengono sfamate da anni in Parlamento, quindi questa parola non educata l'ha usata Zaia. Si scusi e si parli con un linguaggio diverso, per cui non è che lui può offendere le persone. Il termine sfamare, che io non uso mai, l'ho preso da Zaia, che l'ha usato ieri riferito ai parlamentari che verrebbero sfamati. Ora non so che cosa volesse dire, non mi è sembrata un'espressione cortese, quindi lui lo può dire agli altri e uno non lo può dire a lui. Mi spieghi come funziona? Sfameremo Zaia, ha detto Maurizio Gasparri durante un dibattito televisivo nazionale, aprendo un nuovo squarcio nel centrodestra, ma quell'espressione, dice l'Azzurro, altro non è che una citazione dello stesso governatore. Sul terzo mandato non accetto lezioni da bocche sfamate da 30 anni in Parlamento, le dichiarazioni precise di Zaia pronunciate in conferenza stampa che a Gasparri non sono proprio andate giù. Quindi Zaia dovrebbe scusarsi a questo punto, lei dice? Di quella espressione certamente sì. Poi un conto è il dibattito sui mandati, sui non mandati, che è legittimo, ognuno può pensare quello che vuole. Altro è il tono sprezzante di uno che mi risulta ha fatto amministratore locale, ha fatto il ministro, ha fatto presidente di regione, credo che sia già il terzo mandato. Quanti mandati ha fatto Zaia? Rispediamo al mittente le provocazioni fatte da Gasparri, dice Luciano Sandonà dalla Lega. Luca Zaia non ha certo bisogno di essere sfamato, ma è chiaro che lo scontro sembra un punto di non ritorno. Escludo questo rischio in assoluto, perché il centrodestra è unito da decenni per governare il paese e le regioni, non per mettere Gasparri rossi o verdi. E quindi questo è un problema che non esiste. Perché Zaia ha fatto la norma dei 2 mandati ai consiglieri regionali e poi dice che se lui ne deve fare 3 sono pochi? Io non capisco, quindi nessuno ce l'ha con Zaia. La norma dei 2 mandati viene applicata ai presidenti americani, ai presidenti francesi, ai presidenti di regione. Insomma, alta tensione all'interno del centrodestra in vista delle regionali. Si voterà nell'ottobre del 2025, cioè quest'anno. Polizia provinciale, sui lupi, sulle predazioni, sono in aumento i danni causati dalla fauna selvatica. Sentiamo. Hanno contraddistinto dall'emergenza lupi nel Vicentino, numero di predazioni a danni di animali da compagnia o d'allevamento che sono passate dalle 101 nel 2023 a 197 nel 2024, a riprova di una crescente presenza sul territorio che ha occupato la Polizia provinciale con 193 sopralluoghi. Abbiamo 6 agenti che si occupano di transetti, cioè sono dei percorsi dove vanno osservate
veramente i lupi, se ci sono, oppure quello che lasciano tracce fatte e quant'altro. Serve per capire un attimo quanti animali ci possono essere. Dall'altopiano al Grappa, ma anche nella zona dell'Ovest vicentino, Schio, Torrebelvicino, verso Chiampo, gli avvistamenti del lupo sono arrivati anche all'asse della Riviera Berica. Su questo credo che il messaggio più importante sia riuscire a creare un equilibrio fra la vita che le persone e le attività economiche devono fare sul territorio e la necessità anche che questo animale possa vivere sui boschi, sulle montagne, ma non ci sia interferenza fra queste due realtà. Ma non solo, tra le attività che hanno maggiormente impegnato gli agenti, 22 in tutto, di cui 4 nuovi, risultano il contenimento delle specie dannose, con oltre 17.000 prelievi di cinghiali e nutrie, e in particolare di colombi e corvidi, che oltre a provocare danni all'agricoltura rappresentano una minaccia per le altre specie. I corvidi sono animali che creano problemi all'agricoltura, perché quando vanno su un campo, sulla semina in particolare, mangiano tutte le sementi e fanno dei danni. Così come i colombi. Inoltre i colombi creano problemi per le attività di allevamento, in quanto con i loro escrementi inquinano il mangiare dei bovini in particolare e possono provocare delle malattie. Altro impegno gravoso quello relativo a caccia e pesca, visto che nel Vicentino si contano 12.000 cacciatori e altrettanti pescatori. Le attività di difesa della fauna selvatica con servizi specifici anti-bracconaggio che hanno portato alla segnalazione all'autorità giudiziaria di 39 persone per violazioni penali. Inoltre gli interventi di recupero della fauna selvatica, che sono passati da 1.737 a 2.390, con 1.188 animali restituiti al loro habitat dopo aver ricevuto le cure necessarie. Servizio di Luisa Bertini, andiamo di nuovo in pubblicità. Servizio Civile Universale, l'associazione Comuni Marca Trevigiana riserva a 201 giovani tra i 18 e i 28 anni, con le adesioni da fare entro il 18 febbraio. È un'opportunità veramente importante che fa sì che rompe quel muro che c'è tra lo studio e il lavoro. Al via il bando di servizio civile universale promosso dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, 201 posti per altrettanti ragazzi in 130 enti, tra cui 90 comuni. Tra le novità, 21 progetti anche nel bellunese. Domande entro il 18 febbraio 2025 al sito www.comunitrevigiani.it. Un'opportunità per i ragazzi dai 18 ai 28 anni per mettersi a disposizione della propria comunità e sulla quale la propria comunità sta investendo attraverso non solo l'opportunità degli Erasmus, ma anche la riserva del 15% nei concorsi pubblici per far parte delle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto per essere davvero gli attori delle proprie comunità e del proprio territorio. Tra le realtà in cui fare questa esperienza anche 24 tra associazioni e cooperative. Che rappresentano un grande valore aggiunto e danno ai ragazzi la possibilità di toccare con mano quel modello imprenditoriale appunto che si prende cura delle persone e del territorio. A Each Farm, la campagna di lancio in stile meme realizzata in collaborazione con i creator digitali Erika Isterica Castiglioni, Massimo Barco e Matteo Saccon, proprio per intercettare la fascia di popolazione più giovane e proporre un'esperienza che ha entusiasmato chi l'ha già sperimentata. È stata un'opportunità favolosa perché sicuramente è un'iniziativa molto utile al giorno d'oggi, soprattutto che è sempre più difficile riuscire a entrare nel mondo del lavoro e sono richieste sempre più esperienze, quindi sicuramente è un'iniziativa validissima per imparare e per arrivare nel mondo del lavoro già quantomeno un po' preparati. Abbiamo avuto anche per noi l'occasione appunto nell'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, la possibilità anche che chi ha svolto il servizio civile universale può anche precedere nell'attribuzione di un incarico di supplenza rispetto ad altri, quindi è davvero un'occasione importante. Lutto per il mondo delle imprese. A Vicenza abbiamo perso un altro capitano di industria, il re dei mosaici, Pino Bisazza.
Il mondo dell'imprenditoria vicentina ha lutto per la scomparsa di Pino Bisazza. A 88 anni la scorsa notte è morto uno degli esponenti più noti dell'economia veneta a capo dell'azienda leader della produzione di mosaici d'arredo. Dopo aver fondato l'azienda di famiglia con sede a Montecchio Maggiore, nel 2000 aveva fondato la Trend Group con stabilimenti produttivi e sedi commerciali all'estero. Fu presidente di Confindustria Vicenza tra il 95 e il 99 e presidente della Fondazione Nord-Est. Ho conosciuto molto bene Pino Bisazza, ho avuto la fortuna di incontrarlo e volevo ricordarne non solo le sue qualità di grande imprenditore, ma l'educazione, la signorilità, la cortesia, che sono qualità spesso rare nel mondo dell'impresa, ma anche nel mondo dell'informazione, insomma in tutti settori. Un vero gentiluomo, sempre dedito alla sua professione, al suo lavoro. Aveva creato una grande realtà che molti ci invidiavano e continuano ad invidiarci, ed era stato proprio lui a consentire il mio passaggio dal Giornale di Vicenza al Gazzettino, perché faceva parte del board. C'era stata anche qualche incomprensione con l'allora presidente di Confindustria Vicenza, Tino Zic, un uomo di grande spessore non soltanto imprenditoriale ma anche culturale, quindi da parte mia le condoglianze ai suoi familiari. E a 108 anni è mancata la signora Mercedes Salvi di Monselice, che era la padovana più anziana, una vita dedicata all'insegnamento e al volontariato. La provincia di Padova saluta la sua cittadina più anziana. Mercedes Salvi di Monselice è mancata a 108 anni, maestra elementare per 26 anni. Aveva un legame molto forte con la città della Rocca, molto attiva nei gruppi di volontariato, in particolare con gli alpini. La signora Mercedes era infatti vedova del tenente degli alpini Giacomo Vocetti. Nata in Istria e cresciuta nella località di Villanova del Quieto, dove il padre, Domenico, era segretario comunale. Il marito, prima della guerra, era un insegnante. La coppia si era conosciuta proprio grazie al lavoro comune. Il loro matrimonio era stato celebrato nel 1940. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mercedes era dovuta scappare dal suo paese assieme al marito, esule della Dalmazia. Si era trasferita quindi a Monselice, dove sono nati i figli Chiara e Fulvio e dove la donna ha dedicato la sua vita all'insegnamento. Per il suo ultimo compleanno, 9 mesi fa, l'8 aprile, oltre a ricevere gli auguri dell'amministrazione comunale con la sindaca Giorgia Bedin e l'omaggio floreale del comune, aveva ricevuto gli auguri del presidente della regione Luca Zaia. L'addio a Mercedes Salvi verrà dato venerdì alle 9:30 nel Duomo di Monselice. Servizio di Francesco Rattai è tutto per oggi, grazie per aver scelto la nostra informazione, grazie ai nostri registi Mattia Pizzaia e Simone Merlo. Ci vediamo stasera alle 21:20 con Focus. Auguri per una splendida giornata.